Casa Veneto, siamo ancora qua, per me è l'ultimo appuntamento di questa maratona, devo dire carica di emozioni perché ho trovato molta gente e adesso ritrovo, si può dire in questo, si dice amico, no? Sai quelle cose, cos'è? Fraterno amico. Francesco, grazie di essere con noi. Ci ritroviamo dopo un po' di tempo, ma insomma vedo che sei praticamente uguale all'ultima volta, nulla è cambiato. Invecchio lentamente, è il clima qua di montagna che ci raffredda, si tiene così. Francesco è sostanzialmente, insomma lo conoscete perché è uno scrittore, si dice così, però è quasi un testimonial di queste montagne meravigliose, no? Che alla mattina presto e alla sera si tingono di rosa, insomma le Dolomiti, i Monti Pallidi di Buzzati, e tu hai a un certo punto deciso di starci dentro a questo mondo pienamente. Cos'è successo quella volta? Ma quella volta è successo che a un certo punto io allora sono meticcio innanzitutto, sono di origine di Thai da parte di mamma e di Conegliano da parte di papà, quindi le montagne, sono vissuto a Thai fino a 6 anni e quindi si sono incise in me questi panorami, questa bellezza. Poi sono andato a studiare a Venezia, poi sono andato a lavorare distante e insomma a un certo punto della mia vita mi sono reso conto che magari era martedì, guardavo l'orologio e dicevo caspita, adesso sabato faccio una bella cosa in montagna, no? E poi arrivava sabato e guardavo l'orologio e porco cane, non ce la faccio, è prossimo sabato, e poi quest'estate, insomma sentivo il tempo che mi scappava di mano e allora ho pensato che qua per mia grandissima fortuna provenivo da un posto meraviglioso. Allora una sera ero lì a casa che mangiavo un minestrone con i fagioli e guardavo queste montagne fuori dalla finestra, no? E ho detto ma caspita, ma questo qui è stipendio, capisci? E allora cosa faccio via da qua? E così ho deciso di smettere di fare quello che facevo e di tornare a casa, perché il fatto di vivere la bellezza, capisci, a me personalmente dà una serenità incredibile. E poi ho anche scoperto che chi più è sereno meno spende nella vita, capisci? Quindi magari prima lavorando spendevo un sacco di roba per riempire vuoti. Certo. Perché se te ti compri la Porsche te lo fai perché? Per riempire un vuoto, capisci? Perché se tu invece hai il tempo di stare con gli amici, di berti un'ombra, di fare colazione, di bere il caffè, vai con la Panda o vai a piedi magari. Non serve la Porsche. Diventa inutile. Anche perché a Thai la Porsche cosa fai con la Porsche? Ci vuole la Panda 4x4, credo. Esatto. Francesco ha così illuminato tante pagine molto importanti in cui la montagna diviene protagonista. Nell'ultimo tuo scritto, in cui hai cambiato qualcosa, credo, anche forse nel tuo percorso esistenziale, ti sei un po' messo dalla parte della natura totalmente, e mai come in questi momenti la natura, l'ambiente, visto che insomma il nuovo primo ministro ha calcato molto su questa faccenda, poi capiremo meglio nel corso del tempo. La natura comunque non solo per il motivo che hai raccontato, in cui il tempo diventa paga, no? In cui abbiamo tempo di star fermi, no? Di buttarci dentro il cervello questi panorami, questi paesaggi eccetera. Però dal punto di vista narrativo il fatto di raccontare un animale, per esempio, è una cosa molto particolare. Sì, ti riferisci al Cervo e il bambino. Quel libro lì, l'idea mi è venuta perché io stavo scrivendo un altro libro, no? Solo che non, perché sai, un libro deve cadere dal cielo come la pioggia nel tuo cuore, perché non è che ti puoi sforzare, non è che puoi scrivere un libro perché devi scrivere un libro, no? Per cui non riuscivo e ho detto, boh, qua bisogna che faccio altro. Allora ho scritto un messaggio a un mio caro amico che si chiama Pupi Avati, è un regista, e lui, molto famoso naturalmente, e lui mi ha risposto e mi ha detto, guarda, se tu hai dei problemi, perché lui è anche un grandissimo scrittore, mi fa, se la storia non riesce ad andare avanti, devi scrivere un'altra roba. Allora io guardavo il bosco e ho detto, cos'è che scrivo? E poi proprio quella sera nel giardino là di casa mia è passato un cerbiato. Allora ho detto, ecco cosa scrivo, racconto del cerbiato che parla con un bambino e parla col bambino attraverso la pelle, perché non ha la bocca e la pelle non mente, capisci? E allora c'è questo cerbiato che incontra questo bambino e dopo lunghissimo tempo decide di parlargli, era un tempo di silenzio perché aveva capito che parlare con le persone non è una battaglia persa, no? Però ha visto questo bambino innocente, ha detto io bisogna che torno a parlare con lui, e gli racconta di come nella sua lunga vita di cervo abbia imparato a conoscere l'uomo, capito? E quindi non ha una grande idea, ecco, di molti aspetti della nostra vita, però è un libretto che critica la società che noi abbiamo messo in piedi,
però senza mai giudicarla, ed è per quello che ho voluto far parlare gli animali. L'animale non giudica. Non giudica, lui guarda attonito, a volte stupito, a volte si fa delle domande, no? Si fa delle domande e così entri nella natura e nella bellezza di queste montagne attraverso la voce di un animale, della semplicità. E il fatto che tu sia divenuto nel tuo percorso un po' un testimonial di questa bellezza è un peso, è una responsabilità oppure è un piacere? No, è una cosa super rock, perché noi viviamo, noi e dico anche tu per esempio, e tutti quelli che ci ascoltano che magari non abitano a Tai, però abitano magari vicino a Venezia, abitano a Padova, San Donà, abitano a Jesolo, abitano magari qualcuno abita magari a Capri, Costiera Amalfitana, Roma, cioè quello che io ti voglio dire è che noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese stratosferico. Questa è la realtà e secondo me noi altri italiani dobbiamo riappropriarci di un orgoglio italiano. Sembra che seguiamo col fiato corto il soldo, il debito, l'Europa, ma ragazzi, cioè l'Italia, gli italiani hanno inventato tutto. Noi abbiamo dal cambio della bicicletta al micro campagnolo, quindi non Shimano, campagnolo, al microchip. Abbiamo inventato il cono gelato. Il cono gelato e viviamo in un paese bellissimo e quindi dobbiamo essere assolutamente orgogliosi di questa bellezza che abbiamo. E io naturalmente non posso essere testimonial capisci della costiera della Sardegna perché sono di qua e quindi questi luoghi entrano in me e quello che posso fare è raccontarli. Non potrei raccontare la Puglia, però sono convinto che in fondo le mie storie parlano anche della Puglia, parlano di questo popolo qua che è un popolo assolutamente creativo. Noi non è che te un italiano non gli puoi chiedere di fare l'Ikea, cioè l'Ikea la fa lo svedese che viene buio alle 4. Cosa vuoi che faccia dalle 4 in poi? Fa l'Ikea. Noi siamo così, siamo eccezionalmente rock e noi dobbiamo renderci conto di questo attraverso gli ambienti, attraverso la nostra anima e il nostro cuore. Questo siamo noi, tutto cuore, l'italiano è tutto cuore. Arriviamo nel Bellunese, no? Che è la tua provincia in cui questo meticcio scrittore si è incrociato nella sua esistenza, sì. Dall'Alta Marca o dalla Marca arrivando poi qua. Diciamo che le potenzialità della provincia sono gigantesche. Un po' mi riallaccio a quello che hai appena detto, al di là delle Dolomiti stesse, no? Tante cose, forse per un po' di anni ci siamo dimenticati che queste montagne erano fondamento di un divenire migliore, che erano qualcosa di straordinario, e forse l'industria in qualche maniera ha rapito menti, ha rapito persone, qualcuno ha cambiato strada. Oggi forse si risente quel bisogno di ritornare a quelle origini che sono un po' andate. Io mi riferisco poi alle tue zone in particolar modo, a cui sono molto vicino, perché come ti ho detto molte volte mia zia abita a Pozzale, vicino a casa tua. Bellissimo posto. Però per anni sentivo questi discorsi, sentivo i parenti parlare, no, del fatto che l'occhiale aveva un po' rapito tutte le famiglie, ogni garage era una bottega artigianale di produzione indefessa, continua, eccetera. E un po' si è dimenticata la natura di questi luoghi, si è dimenticata la neve, lo sci, è nevicato meno, questo è vero. La vocazione però è andata perduta in qualche maniera, no? Secondo te si può recuperare questa o i tempi sono cambiati ed è chiusa una pagina? No, guarda, io sono convinto che si possa recuperare e ti dico quello che penso. Io penso che ciascuno di noi cerca quello che non ha. Quindi una volta le persone non avevano da mangiare, non avevano i soldi. Il mio bisnonno che abitava a Tai andava a lavorare a Calalzo a piedi ogni mattina e tornava a casa ogni sera. Quindi parliamo di situazioni completamente diverse. Quindi quando c'è stata l'industria dell'occhiale è stata la manna, perché voleva dire avere un pasto sulla tavola, voleva dire fare benessere, 100.000 volte fatica in meno rispetto a prima. E quindi io non potrei mai permettermi di criticare un periodo storico che è stato e ha dato anche tanto a queste zone. Però adesso c'è un'altra cosa che manca, che è la lentezza. Adesso ci manca la lentezza e la lentezza è rock, capisci? Celentano si sbagliava quella volta di vedere. No, la lentezza è rock. Infatti anche nel rock i più bei pezzi sono i lenti. Questo è, no? Se tu pensi a November Rain, capito? Quello lì è rock. E noi altri viviamo una vita eccessivamente veloce e sentiamo che tutto sfugge di mano. Cioè anche l'amore, voglio dire, non può essere vissuto coi messaggini. Non esiste, perché non ha tempo di crescere, di sbocciare, di morire. L'amore deve essere vissuto con le lettere. E quindi la gente che è immattonita adesso da questa eccessiva civilizzazione,
è immatonita e vuole assolutamente trovare. E quindi quando si trova a fare un'ora di passeggiata in montagna, che magari anche il cellulare non prende, ma per Si me dispera, no? no, ma secondo me appena si abitua è fantastico. Ma guarda, io a volte vengono su dei signori e mi chiedono dove andarla in montagna e io gli do consigli, andate a Rifugio Antelao, Padova, per tutto. Però mi raccomando, dico ragazzi, lasciate a casa il cellulare. Ma non perché oggi c'è l'angoscia, se tu vai a fare la spesa senza cellulare sembra che ti manchi una mano, no? Perché uno pensa, Madonna, ma se scivolo sul ghiaione mi spacco la gamba, se inciampo nella radice mi sbatto la testa. Ma io adesso, cioè, secondo me, se scivoli sulla radice bagnata e ti spacchi la testa, cioè, morirai, viva Dio. Cosa vuoi fare di più? Capisci? E di conseguenza c'è una ricerca della lentezza, e guarda che io ci metto anima e cuore in quello che dico, perché sono l'unico sicuramente della provincia di Belluno e del Cadore che fa pubblicità a questo territorio in maniera massiccia 365 giorni all'anno. Stagioni morte, stagioni vive, perché adesso c'è i mondiali eccetera, però se tu vieni qua a maggio non passa neanche una macchina in strada, ma maggio è un mese fantastico, ci vuole qualcuno che racconti la primavera, e a me piace farlo, perché la gente deve essere contagiata da questa roba qua, deve venire qua. Ma quindi dovrebbero essere gli stessi bellunesi i primi attori di questo movimento tra virgolette promozionale. Ma lo sono, noi abbiamo dei grandissimi bellunesi, abbiamo Giuliano Vantasi, altra gente che si fa un mazzo, adesso si può dire parolacce ma sarebbe da dirle, si fa un mazzo tanto per portare avanti il territorio. Adesso in regione anche hanno fatto il connubio Dolomiti-Venezia, che poi hanno una storia, come anche ho raccontato in Oceano, pazzesca, di unione. Non a caso da Venezia vedi le Dolomiti. I veneziani doc sono grandissimi montanari. I villeggianti negli anni 50 erano tutti di Venezia, sì, perché vedevano le cime là distanti, non gli pareva vero. Poi le cime assomigliano a Venezia e le Dolomiti perché sono ugualmente fragili. Venezia è fragile, le Dolomiti sono fragili uguali, ed è quella la loro bellezza. È una cosa che quando tu guardi queste Dolomiti puoi domani non vederle più e lo senti dentro di te. Ed è per quello che vedi una pietra che invece si muove. Questo è il miracolo di queste montagne. E quindi le montagne sono fragili e quindi importanti e preziose tanto quanto la laguna di Venezia. Certo. Siamo fragili anche noi però, no? Assolutamente. E guarda, noi italiani e come uomini, e guarda che secondo me la fragilità a livello umano è la più grande forza che una persona ha nel momento in cui la accetta. Se tu guardi i grandi artisti, guardi, non so, per esempio Michael Jackson non è che si è sbiancato perché era una persona forte, o se prendi Fedez sicuro non si è riempito di tatuaggi perché era una persona forte, l'ha fatto perché era un'anima fragile, questa è la realtà, però ha avuto il coraggio di mostrarsi. E quindi quando la gente normale lo vede dice caspita, ma anch'io allora posso mostrarmi. E quindi la tua fragilità diventa invulnerabile con le fragilità, se le mostri, capisci? Se non ti prendi troppo sul serio, se ci scherzi sopra. È un po' come quella cosa molto bella che spesso racconti, legata proprio alle nostre piccole fragilità, l'epidermi, le rughe, no? Quella cartina che tu racconti spesso. Sì, che le rughe, sai, anche lì sembra che ci sia questa bellezza finta. Adesso ci sono queste applicazioni di Instagram che ti fanno bello, liscio, però non hanno, questi fondatori di Instagram non hanno capito l'essenza. Spero che ascoltino questa intervista perché penso che l'ascolti. Se l'ascoltano, io vorrei dire che voi dovete fare un'applicazione che mostra le rughe, perché le rughe sono la calligrafia del tempo. E calligrafia vuol dire bella grafia, sì, capisci? E quindi il tuo volto diventa la carta geografica dell'anima, è bello. Cioè, quindi se tu invece ti fai tutto il botulino, che sei lì con queste labbra, con queste cose qua, è un disastro. Distorsi la realtà, sì. Non porti la tua vera esistenza. È come uno che scrive un libro per il mercato, è un fallito, magari vende anche 1 milione di copie, ma è uno scrittore fallito nei confronti di se stesso. Questo è certo. A proposito di scrittura e di lavoro da scrittore, no? Che credo sia il lavoro più bello del mondo per chi ha avuto l'opportunità di acchiappare quella vena poetica, quella capacità di raccontare e di raccontare agli altri qualcosa. Quando ci riesci credo sia meraviglioso, quel piccolo risultato diventa per se stessi enorme. A cosa cavolo stai lavorando? Sì. Allora adesso sto scrivendo un libro che titola Onesto e racconta la storia di un alpinista che scriveva delle lettere alle montagne perché non sapeva a chi scrivere. Racconta la storia di lui che praticamente andò via dalla montagna e fu riportato dal papà a 6 anni, dal papà adottivo, e bussò ad una porta dove il papà l'aveva mandato, e a questa porta aprì un bambino che era identico a lui e si chiamava Santo, e era il suo fratello gemello.
che questo onesto conoscerà. Poi ci sono altri personaggi mitici, come per esempio Guido Contin, detto Cognac, non a caso, capisci, che suonava l'armonica e si fece fare una bara con lo scanso per mettere l'armonica dentro, la fisarmonica. Era come una mano, un braccio, sì, una gamba. esattamente, no? Quindi sono storie di ultimi, no? Che io raccolgo dai racconti, come ho scritto Siro, che nasce da un pastore che conobbi in Val Cimogliana, che si chiamava Nane, che stava camminando senza scarpe con gli scarponi sotto il braccio. E io gli ho chiesto: ma perché vai via? Perché cosa vuoi? Fa, gli scarponi si consumano mentre i piedi no, quindi preferisco risparmiarli, capito? E quindi nascono queste storie da sta gente qua, e io le racconto in un modo come un altro per non perdere le tradizioni. Guarda, io ultimamente ho avuto la fortuna di collaborare a un progetto universitario con Padova, in cui nonostante la mia imbecillità mi hanno messo dentro un meccanismo però molto bello, che è la memoria orale, nel senso che l'università archivia moltissime interviste, non interviste con finalità televisive o commerciali, semplicemente per ricordare da dove siamo arrivati. Un po' come diceva Calvino, bisogna diventare senza mai smettere di essere, no? Quindi raccontare la storia dell'ultimo produttore di sedie della Valle del Mis, che ha 93 anni, è un modo per riportare alle nuove generazioni o chi studierà la storia di questa regione, di questi luoghi, il racconto vero di chi ha vissuto un'epopea difficile, complicata, ma per certi versi magica. Quindi credo che quando ho avuto questa piccola opportunità di parlare con molti anziani, gli ultimi artigiani di qualcosa, gli ultimi costruttori di una piccola forma d'arte, gli ultimi che hanno vissuto l'epopea dell'immigrazione degli anni 40 e 50, come per esempio i gelatieri, non gelatai, che conosciamo molto bene, mi ha fatto capire come sia fondamentale ripartire da queste storie, ma non per essere dei passatisti, semplicemente per quando parli con un ragazzo di 9 anni è bello che sappia che questa è la sua storia, che queste sono le sue radici. Cosa ne pensi, Francesco? Beh, innanzitutto penso che la frase che hai citato di Calvino è fantastica. Infatti lui è uno dei miei scrittori preferiti, è veramente una bellissima frase. Ma guarda, io faccio sempre riferimento alle mie esperienze. Quando ho raccontato la storia di Oceano era un anziano boscaiolo di Tai che a 96 anni non aveva mai visto il mare. È venuto da me a chiedermi di raccontare la sua storia perché stava perdendo la memoria. Quindi quando io lo incontrai, quelle volte che lo incontrai e lui mi raccontò del suo passato, sono capitate 2 o 3 volte, aveva l'Alzheimer, no? Che mentre stava iniziando a raccontarmi di lui, Sì. gli cessò la memoria in quel momento, per poi tornare magari mezz'ora dopo. Allora io in quegli incontri ho avuto proprio la prova concreta di cosa sia la memoria. Cioè tu senza memoria non sei tu. Lui non riconosceva più sua moglie, me, il suo passato, cioè era un pezzo di carne, capisci? Quindi la memoria non è solo il passato, è anche il presente, è un vestito contrario che si entra dentro e si veste di te, capisci? Sì. E tu hai senso perché hai avuto un passato. Il passato va sempre abbracciato e infatti io a scuola, sinceramente, oltre che le guerre puniche, io farei un programma scolastico dove i ragazzi vadano a recuperare la storia recente. Dei nonni, dei bisnonni. I propri affetti magari... Anche perché sti nonni oggi, cioè io una volta erano in casa, capisci? I miei nonni sono morti in casa. Anche questo era un modo per esorcizzare la morte, perché io li ho visti morire, quindi ho imparato da bambino che quando morirò sarò lì nell'atrio di casa, aveva messo mio nonno, è stato là un giorno, disteso nella cassa e io lo guardavo, quindi uno ha anche meno paura della morte, capisci? Oggi gli anziani a un certo punto scompaiono. I bambini non li vedo più. Dove sono? Uno in ospedale, uno in casa di riposo. Cioè, quindi, e uno dice, ma io non posso prendermi cura del papà, della mamma. Ma io adesso non lo so. Ma quando uno ha un figlio, cosa lo mette in casa di riposo? Perché non può prendersi cura del figlio. Cioè, trova il tempo per curare il figlio. E così, a mio avviso, bisogna trovare il tempo per curare gli anziani a casa. Perché gli anziani devono stare a casa e contagiare col proprio passato il nostro futuro. Questo è quello che io credo. No, sono pienamente d'accordo con te, anche perché con l'esperienza che tu raccontavi
degli anziani, dei vecchi che morivano in famiglia, ce l'ho veramente ben presente. Sì, non sono nato nel 1848, sono del Novecento, della seconda metà del Novecento, però è un ricordo vivo che ho. Perché delle volte penso anche, questa non so, è una mia teoria inutile, che per certi versi il Medioevo, quello che definiamo Medioevo, quel momento oscuro che poi tanto oscuro secondo me non è stato, in Veneto finisce negli anni 60, 70, cioè, quindi tutto quello che vivevano nell'Ottocento l'ho vissuto quasi anch'io, nella coda di quel periodo, le cose erano uguali. Sono rimaste ferme per 200 anni, poi improvvisamente sono arrivati i soldi, il piccolo boom economico di questa regione, eccetera, che ha un po' modificato quelle storie antiche che si ripetevano in continuazione, quasi come il Piave che scende dai Monti Paridi verso la laguna di Venezia. E devo dire che negli anni '80 ho visto ancora i rimasugli di quella antica civiltà veneta, che forse ora è un po' sul serio sparita rispetto a 30 anni fa. E quindi l'augurio è raccontiamo queste cose perché sono importanti. Assolutamente. Ma poi guarda, il Veneto è una regione strana, no? Infatti, se io dovessi dare un consiglio, per esempio, a chi gestisce sta regione, io non vorrei dare consigli e non li do, però vorrei instillare una domanda. Come mai siamo, mi parla, seconda regione come PIL e non abbiamo un giornale nazionale e non abbiamo una televisione nazionale? Perché? Dovremmo iniziare questo tipo di progetto. Sai, quella con l'umiltà Veneto, no, ma sì, ho capito, so niente, però come dicevi tu, è vero, c'è stato un passato che in Veneto ha tirato la coda a lungo, capisci? Infatti quando io ero piccolo qui in montagna, già quindi 40 anni fa, c'erano situazioni molto indietro, se penso, no? Proprio anche come vita. Io penso ai miei nonni, aveva ancora la stufa a carbone, in carbone sì. A mia nonna a casa mia, per esempio, no? Per dire. E quindi è molto interessante questo, cioè dare questo tipo di connubio tra lo sviluppo economico che c'è stato e iniziare anche un aspetto di crescita culturale, perché la cultura passa sempre attraverso la storia, sempre. E la storia passa attraverso la memoria, come dicevi preciso. Prima. Guarda, io dovevo arrivare, ma mi sa che si è perso. Perché sta facendo le riprese per Linea Bianca, allora, ma lo perdoniamo. Facciamo una piccola pausa, mi suggerisce Manuel, perché tu mica vai via. No, io sto qui adesso, fino a stasera andiamo, qui stiamo fino a stasera. Ci beviamo una grappa. Perfetto. Dici? Allora fra poco torniamo per chiudere questa esperienza di Casa Veneto. Franz, cioè sono io a casa sua, non lui a casa mia. Per un momento mi sento io a casa mia. No, siamo tutti a casa nostra qua. A fra pochissimo forse arriverà a trovarci Massimiliano Ossini, che speriamo, adesso lo emendiamo. Se con l'elicottero è sceso. Esatto. Perfetto. A fra poco, Casa Veneto.